Expo uguale opportunità da non perdere. Mancano 3 giorni all'apertura in pompa magna dell'evento economico dell'anno, o meglio, dei prossimi anni, e uno squadrone di realtà venete si prepara a cogliere ogni occasione possibile. Quasi impossibile invece dire quante siano le aziende che hanno legato o legheranno il loro nome all'Expo milanese. Molte sono nel campo delle costruzioni, spiccano i giganti, Mantovani, Maltauro, ma ci sono tanti marchi dell'edilizia veneta ad alto tasso di specializzazione. Certo è che il ruolo di protagonista competerà tutto al settore agroalimentare, sia con presenze di spicco individuali che con il padiglione gestito interamente da Vinitaly, ma soprattutto per le attività organizzate da Confagricoltura. Noi raccomandiamo a tutti di non perdere questa occasione, di fare un salto in Expo per bagnare la propria testa e portare a casa delle nuove idee, un'apertura, delle nuove proposte. Molto di Expo in realtà sarà fuori da Expo. Sembra un paradosso, ma è così. Confagricoltura ad esempio ha scelto una sua location esclusiva, la Casa degli Atellani, quattrocentesco palazzo di Milano dove si terranno dibattiti, convegni, ma anche incontri di business e degustazioni. In particolare le aziende venete potranno andare dalla fine di settembre per 2 settimane e utilizzare questa casa di Confagricoltura per proporre i loro prodotti ai turisti e ai clienti. E già ora i contatti con i compratori, soprattutto da Cina, Canada e America, sono consistenti. Molto sarà fatto anche per poi restare come patrimonio futuro in terra veneta. Per i circa 5 milioni di turisti attesi in regione nasce ad esempio Gusta Veneto, una rete di aziende agrituristiche, dell'enogastronomia, dell'agricoltura. Per proporre insieme ai nostri prodotti e alla nostra cultura tutta quella che è una rete di enogastronomia e di cultura del territorio veneto ai turisti, sia quelli che verranno per Expo sia quelli che verranno anche dopo.